Festival Veneto dei Misteri. Questo festival è stato promosso dalla Regione Veneto ed è stato organizzato dalle Proloco aderenti all'UNPLI, Unione Proloco Italiane, ed è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell'Assessorato alla Cultura della provincia di Verona e della parrocchia San Biagio di Casaleone, che ci ospita in questo meraviglioso teatro, e facciamo un applauso anche alla nostra parrocchia. Anche nella via, nel borgo più piccolo e sperduto, ci sono storie antiche da rispolverare e da narrare. Sì, buonasera, complimenti alla Proloco per organizzare ancora questa manifestazione voluta dalla Regione Veneto, anche in un anno di difficoltà economiche che intende mantenere anche nei prossimi anni, perché credo che ricordare le nostre leggende, la nostra storia sia importante, e soprattutto, e questo fa un enorme piacere vedere molti bambini in sala, perché questa è la nostra cultura da cui noi arriviamo e quando eravamo bambini ascoltavamo con molto piacere. Per cui buona serata e grazie ancora alla Proloco per queste iniziative. Complimenti a chi ha trovato le risorse per il terzo anno consecutivo per portarla avanti e a chi con tanta pazienza, tanto amore, tanta dedizione e tanto volontariato, come le nostre amate e benemerite Proloco, sanno fare, e come loro nessun altro. Veramente noi abbiamo avuto un ruolo, per così dire, un po' marginale, però comunque come provincia ce l'abbiamo messa tutta per poter confezionare al meglio questa bella iniziativa e fare in modo che il pubblico il più numeroso possibile potesse avvicinarsi a questo bel progetto regionale a cui siamo contenti di partecipare questa sera. Grazie e buona serata a tutti. Io vorrei solo sottolineare con un punto di orgoglio che questa nostra iniziativa per le idee che avevamo presentato è stata riconosciuta e premiata tra circa 300 Proloco che altrettanto avevano presentato il loro. Ecco, questo penso che che evidenzi la professionalità, l'impegno, la creatività, e di idee ne abbiamo veramente tante. Buonasera a tutti e grazie mille. Io ringrazio ancora tantissimo la Proloco di Casaleone perché ci ha invitato qui e vengo a rappresentare Ostiglia, la provincia di Mantova e Regione Lombardia. Grazie alla Proloco di Casaleone, alla splendida accoglienza che mi ha sempre fatto in questi ultimi eventi, è nata un inizio di una collaborazione che io spero possa diventare una collaborazione vera e propria nel tempo. Ostiglia e Casaleone sono due paesi molto vicini e confinanti, due regioni, quindi due province che si incontrano. Io penso che le nostre zone siano assolutamente ricche dal punto di vista turistico-culturale e questo unirsi tra queste due province, regioni e paesi diversi potrà senz'altro far bene a entrambi i territori, visto i periodi, come veniva detto precedentemente, viste le difficoltà economiche. L'unione fa la forza, come si suol dire, e in questo periodo senz'altro l'unione può veramente permettere a tutti i vari territori di tirare fuori il meglio che c'è, con magari un po' di risparmio e con le piccole risorse che abbiamo. Quindi io ringrazio ancora di cuore. Sofia, facciamo un grandioso applauso a Sofia. Sofia, il mio amico ama i bambini come me del resto e credo che oggi abbia scelto proprio te, che sei vestita di viola, un colore misterioso. Secondo me il mio amico è andato nelle tue tasche. Vuoi controllare, amore? Perché non c'è, forse è andato nelle tue calze. Controlla vicino l'elastico, dai.
No, nemmeno. Forse sotto le tue scarpe, guarda sotto le suole. Nemmeno. Sofia, per caso avevi fame e l'hai mangiato? Sei sicura? Apri la tua bocca. Per dirci Bacco, Sofia mi ha mangiato il fazzolettino, anziché mandarlo nello stomaco. L'ha mandato nella sua testolina fra le sue magiche idee. Ora Sofia, mi aiuterai a cercare il mio fazzolettino? Grazie. Allora, porta avanti le tue mani e comincia a far vibrare le tue dita, così. Io intanto vado a cercare il fazzolettino nella tua testolina. Lo sto sentendo, Sofia? Le mie mani sono vuote, ma la sua testa no. La testa dei bambini è magica. Guarda. Grazie Sofia, un grandioso applauso bambino e vai più. Il vecchio Oreste da Faval, uomo miscredente e bestemmiatore, si ammalò gravemente e il medico consigliò di far venire il prete. Ma quando Don Lucido arrivò, l'ammalato con grida e urla lo cacciò via. Alcuni giorni dopo, il vecchio Oreste peggiorò ulteriormente, perdendo anche l'uso della parola. I familiari andarono a chiamare nuovamente il prete, che stavolta riuscì ad entrare nella camera del moribondo. Oreste aveva ormai il respiro affannoso e lo sguardo vuoto. Don Lucido confessò il vecchio, che rispondeva con cenni della testa, lo benedisse e gli fece la comunione. Quel pomeriggio Oreste morì senza aver ripreso conoscenza. 2 giorni dopo venne fatto il funerale. La stessa sera Don Lucido andò a dormire presto, ma intorno a mezzanotte si sentirono colpi violenti contro la finestra della canonica e Don Lucido si svegliò con un sussulto. I colpi continuavano. Qualcuno stava tirando sassi contro le imposte. Don Lucido, con precauzione, aprì l'altra finestra per vedere cosa stava succedendo. La strada era deserta, spazzata da un freddo vento autunnale. Non si vedeva nessuno. Ma la notte successiva la scena si ripeté. A mezzanotte colpi violenti rimbombarono contro le imposte della canonica, ma oltre ai colpi si udiva una voce roca e rabbiosa che gridava: dammi quel che è mio e tienti quel che è tuo. Dammi quel che è mio e tienti quel che è tuo. Dammi quel che è mio e tienti quel che è tuo. E ancora sassate, sempre più violente contro il legno dell'imposta. Don Lucido corse ancora ad aprire la finestra. La strada era completamente deserta. Si sentiva solo il fruscio degli alberi. Il mattino seguente Don Lucido riunì nel suo studio la Perpetua e il Campanaro per tentare di risolvere il mistero. Dopo molte supposizioni fu trovata una possibile spiegazione.
il vecchio Oreste non si era pentito e la sua anima non riposava in pace. Si andò in municipio e si ottenne l'autorizzazione per riesumare la salma. Il becchino e gli aiutanti scavarono la tomba, arrivarono alla bara e con le corde la tirarono su, pesantissima. Schiodarono il coperchio, ma vedendo quello che c'era dentro, indietreggiarono per lo spavento. Il cadavere del vecchio Oreste appariva completamente nero, con la lingua fuori, lunga, che arrivava fin sul petto. Sulla punta della lingua stava la bianca particola, ancora intatta. Dopo un attimo di esitazione, il curato si inginocchiò e con quella particola fece la comunione. La cassa venne nuovamente inchiodata e mentre veniva calata nella buca, i becchini si accorsero che era diventata più leggera, molto più leggera. Il vecchio Oreste se l'era già portato via il diavolo.